Ciao a tutti, sono Martina, vengo da Montesilvano e sono una russa. Ragazzi, fatemi le domande, non voi siete russa? Non lo so, perché la gente mi chiama russa? Io non lo so, però non mi offende, cioè, capito? Io, perfetto, lo sono normale, cioè. Che musica ascolti? Ascolto musica. Vado a ballare al touch, al tortuga e mi vesto come la mattina, allora, tra poco, cioè tra 5 anni, ho 18 anni, mi voglio comprare la mini super, quella con una bandiera sopra americana, vabbè, comunque quella. Bella, mi piace. Adesso però porto il booster bianco percato, prima c'avevo la testa, però non me la ricomprare. Però, che altro domanda volete? Sono biancato? Se ti il mio ragazzo è veramente oddio, una camera regalato. E il mio ragazzo si chiama Francesco. È molto bello, c'è tutto da firmato, sono mi spende tanti soldi per me anche, capito? Però, che ti hai comprato? Mi ha comprato un bambolo di Winnie the Pooh, bellissimo, ti amo, ma è enorme. Vedo sono attaccata in camera vicino al poster da Parigi di tutti, il mio idolo, io la adoro, perché è così bella, non so, vabbè, comunque. Poi io lo loco tanto. Se vedi questo video del marito, e No, io ho 14 anni, non ho cominciato a dire così, perché io lo devo fare. La prima volta, potendo con le mie amiche, abbiamo promesso che ci chiamiamo e gli dobbiamo dire, senti, io sto cominciando, lo faremo la stessa volta, la stessa ora e lo stesso giorno. Oddio, che bello! Bellissimo. Ok. Qualche altra domanda? Ma porti qualcosa addosso dei regali del tuo ragazzo? No. Cioè, ho fatto tutta roba firmata, c'è una camomilla girl. Il mio gatto è omologato, vedi? Anche se non rovinato. Ma quanto ne pagato? L'ho pagato tantissimo, però non mi ha avuto la festa la giornata, ma ho preso la bomboletta per colorare tutto il piano. In gita per gli occhiali? Perché mi hanno preso una papà? Perché lui gli ho detto una palla, cioè uno ho fatto il gli occhiali dice no qua io divento cieca, poi che divento cieca, ma però no, proprio gli occhiali accesi mi faceva che queste sono le sue non mi piaceva tanto, poi una volta mi chiamava e parlerà rosa, cioè dai io non ci io perché devo lasciare casa di sempre è brutto oggi. Il mio telefono non volete vedere, ho comprato da Twitch, oggi quello che è bello, me l'ha comprato Papino. Oggi me la vengo da tre anni. Guardate che non c'è nessuno. Guarda, lo sfondo proprio ci sono io, vedi, ti messaggi no amore, ti adoro, ti amo. E vabbè, comunque. C'è le foto sul cellulare che non me le faccio vedere perché non può, e ci sta scritto io logo, Sonia di stanotte, ti logo quando non senti mio. Foto, sei il mio foto. Mi manda il mio piatto. Così come mi scrive questo non lo so. Foto vuol dire, tipo, capito, amore, amorino, però è una faccia, capito? No, io non chiamo nome. Vi date altri soprannomi? O Cucciolotto? Cucciolotto, Sofina, Patatino non mi chiama. Io dobbiamo gestire. Questa è l'intimità, capito? E vabbè. La scuola qui allo scientifico però un anno a classico, poi dopo io non ci sto.
E vabbè, e comunque non è certo, no. Tu fumi? Io ci fumo carne e latte, però no, non vorrei che fumo della nascondo. Cioè, fumo più che altro, ho capito, perché con gli amici così mi vedono, capito, che so fumare, che sono grande. Ah, quindi tu fumi per farti vedere? Sì, certo, perché è stata una scusa. Hai fatto amicizia fumando? Io ho conosciuto un ragazzo che mi ha detto vieni a cambiare, però non mi ricordo più. Ah, bevi? Bevo, ma che sceglietti! Cioè io vado a ballare, capito? Faccio una continuazione la regalo, ce lo posso bere secondo te, è una cosa bella, mi devo la mia amica che si ubriaca, c'è una figura di che cosa dice? Non lo so come andiamo, non devo andare a sciocco, però non mi ha detto di fare la scelta, ma io c'è veramente, sono belle, non ci puoi fare. Però non so come prendere. Dicono che sono fatto bene. Vado al Cocorico, ci vado con le cazzarelle, di 12, 15. Io vedo che sta il vestitino bianco, sono un diciotto con grande qua. Che è un po' forte, la mamma quasi si arrabbia, cioè non fa niente. La mamma non fa fare le lampade, vedi che sono affrontata. Hai visto? Quanto hai pagato? Ho pagato una lampada, costo, quella alla doccia, e 20 euro, e la mamma come ha detto, battere altre, quindi ha pagato 200 euro di lampade, e sta abbronzata. Vado al mare a, come si chiama, la Sabbia d'Oro, perché ci fanno tutti i trucchetti come me, che sono molto belli, ci dà anche il mio dopo, la boccia. Cioè, capito? Vabbè, la cazzo domanda, dai. Vabbè, basta, dai, devo che vada Sai ballare? Ciao ragazzi, quindi certo non si può parlare, ma noi ci scherziamo. La mamma mi ha fatto fare che faccio vedere, ma sono tanti anni, 4.000 euro, ma io ho imparato a parlare, guardate lì. Perché mi sono dico le chiavi? Poi ci sbagliano Mi sono dei capelli. Sto girando della mente. Scusa. Mi devo fare la costruzione, mi viene tanto sempre la mamma, 40 euro di costruzione, ma tutto vabbè, dai, saluto. Se ne c'è i bambini che muoiono in tasca, queste cose, la mamma mi uccide, la mamma poi mi chiede, politica? Devo mangiare! Una grande famiglia di piccolini e i club erano bravissimi. Cioè, diventi un po' di club, voleva che il perché avevamo tutti i bambini, ma non si è capito. E quindi se lo faceva, per fatto la battezzare era. Vabbè, comunque tutto e basta. E quando basta? Vabbè, e Poi c'è Obama. Obama che ci può stare un presidente nero. In America non si può costruire un
vengono dispensati. E adesso qui diventa una casa bellissima, con il cane. Il cane non sapeva la fiera, il piccerino. Si chiama Peppina. Va bene, ora va bene. No, ciao ragazzi.